E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, 3 frammenti di cronaca e una morale, anzi un dato che ha l'oggettività dell'aritmetica. È per fortuna stato convalidato l'arresto del 26enne di origine gambiana che nei giorni scorsi ha aggredito e violentato una donna di 50 anni nel Cesenate. Sapete, la signora si era a orario di pranzo, cioè il primo pomeriggio, era uscita a fare jogging lungo un percorso naturalistico, è stata aggredita, trascinata in una siepe, violentata da questo 26enne di origine gambiana. Seconda notizia che invece è di oggi e ha a che fare purtroppo con un altro brutale stupro avvenuto a Roma ai danni di una 23enne calabrese, purtroppo vicino alla fermata Ionio della metro B. La giovane è stata bloccata da 2 uomini in strada e violentata da un terzo nella notte tra sabato 6 e domenica 7. In base alla sua descrizione, gli aggressori sarebbero stati identificati come nordafricani. Immaginiamo che non abbia un particolare gusto, diciamo, pseudoetnico, avrà descritto oggettivamente le 3 belve che l'hanno aggredita. C'è poi una notizia che riporta oggi il Tempo surreale, che riguarda un egiziano che ha commesso un numero impressionante di reati nel nostro paese, è destinatario di 7 provvedimenti di espulsione, 7, ma per le farraginosità legislative che si sono accumulate negli anni, anzi nei decenni, sta ancora qui. Per fortuna almeno è andato in carcere, ma nessuno di questi 7 provvedimenti di espulsione si è ancora tradotto nella realtà. Cosa vogliamo dire? C'è un determinismo etnico dei reati, particolarmente quelli a sfondo sessuale? Assolutamente no. Purtroppo le cronache sono piene anche di belve e di stupratori italiani. C'è un fenomeno però di insicurezza diffusa che ha a che fare con l'immigrazione incontrollata accumulata negli anni, se non nei lustri, sì. È qui che entra in gioco l'aritmetica, non l'ideologia di una parte o dell'altra. L'aritmetica dice che la popolazione straniera residente in Italia è poco superiore al 9%, i reati a sfondo sessuale commessi dalla popolazione straniera sono il 44%, il 44%. Quindi è evidente che c'è un nesso tra immigrazione incontrollata, subita, lasciata allo sbando, che si traduce spesso in delinquenza, che si traduce spesso in insicurezza dei cittadini. È la cronaca delle giornate italiane, non è, come dire, un proclama di un qualche partito. E quindi il primo passo è averne coscienza, il secondo passo è immaginare modi di gestire l'immigrazione, non solo di subirla. Il governo italiano da questo punto di vista ha segnato dei punti oggettivi, la ormai ufficializzazione del modello Albania adottato a livello europeo è già prassi di molti governi europei, alcuni peraltro di centrosinistra, è una buona notizia parziale, è uno dei fronti su cui l'azione di governo in questa seconda metà legislatura deve senz'altro accelerare, magari ricordandosi la politica dei porti chiusi adottata da quel tal ministro dell'interno in quel tal governo giallo-verde. Perché sì, c'è un nesso tra immigrazione incontrollata, delinquenza e reati, spesso a sfondo sessuale. Lo dice l'aritmetica, lo dice la cronaca ormai quotidiana, fatevene una ragione. Grazie a tutti, a domattina.